Amigos stimaus, saluti a tutti e benvenuti a un'altra puntata, un altro attopio con artistas. Quest'oggi siamo in quarto, in un luogo bello di Aderu, quindi usa questionai. Poi questo attopio in Portumannu, poi l'artista di oggi è un cantatore manno, Antoni Pani. Saluti Saluti. a tutti, saluti, un cantatore in mano. Manno di edade, questa sera siamo niente, Deo e tu pure. Deo de brude tu pure. No, impari, io siamo niente. Però tu hai cominciato, poi dopo io raccontai ai spettatori nostri su questa su noi e tutto canto, ma mi piace subito a fare uscire, che si sta scurtendi, questo esordio cosa tua, questa tu sei adesso 62, si cominciava a 19 anni, dunque si è questionando dei anni 80-81, e come è stato questo esordio cosa tua? È stato come quando nasci di uno gordolino fuori dei tempus. E nareso che Deo se devi più traballando in questa bottega, che è questa bottega dei babai. E dunque Deo intendemo un paio di sconto su già devi più dei manno, su questa gente di una certa età. E però ti depuna che dei cantatori si può da pago con noi. È capitato di essere andato a ascoltare una cantata aici Vogasu, in 81, in un salone via da noi in Sant'Antoni, via fuori delle stagioni pure, via Ranziero. E dunque abbiamo ascoltato questa cantata Muttetto e abbiamo pensato in questo momento che sta buonando in Giovanni Bruni, un cantatore in mano di Adele. Di Iglesia, sì. Di Iglesia, si nasce nel 1908. E noi eravamo matta intelligenti che hanno un libro, questo su Muttetto questi è una cosa traballosa de cantare, de pensare. E dopo un'aica, come ti famo furriava da mu, abbiamo cominciato a forrogare in mezzo dei documenti, dei libri, poi cercare di agattare anche un Muttetto, poi comprendere e poi studiare. Dopo un'aica in questo periodo ci vianta i radio libera, no? E fiat un periodo onde ci vianta cantatori a dedica, i versatori, i dilettanti, che cantano su Domenico, le famiglie dedicano per un anniversario di Goia, per un compleanno, dedicano a un parente 4-5 giri di versus, lo spaganta pure, e io pensiamo che i cantatori fossero gusti. E Pustis invece commenta poi cominciavo a studiare e a comprendere un paio come funzionava questa cosa pure, sul giro dei cantatori, mi dovianta comprendere, perché comprenda solo, e in poi cominciavo a studiare e a conoscere meglio su questa materia e abbiamo provato a fare un Muttetto, su Muttetto abbiamo provato e abbiamo fatto intendi a uno competente e mi hanno detto, ma è bello, è fatto bene, ma non è sta in scala poetica. E dunque se mi abbiamo fatto spiegare via questa scala poetica, che è questa maniera di andare a creare questa sterrina, che è questa parte che anda a imbussare l'anima del suo componimento, che si chiama la copertanza, ed è questa sterrina abbiamo pensata senza seguire questa procedura nareso che nasce e esprimo su su Novecento, su con i cantatori di Farcelloni e Pasquale Loddi, a onde ianta cominciavo a cantare con questa regola poetica. Quando mi antanavo a come ti via questa regola, punavo Deo con questa inesperienza, questa gioventù, questa spavalderia di uno piccioccheddo, ma pensando che è più facile pure a cantare con questa regola, non è che deve parlare in un binario e in cui tu potessi viaggiare più tranquillo, non c'è su pericolo che disposti sono una parte assata. In cui a poco tempo in cui si via spragia a voce, che ci via un piccioccheddo che via la passione in disi dei cantatas
Poi vi era un periodo dove ci vi era ancora, se ricordo, di un grande cantatore in quattro, che via Mimmi non muore, uno su cantatori per un anno di tutto tempo, su questa vita nostra, e dunque ci vi sì di un cantatore giovane che potesse di cantare. De inguni si a poco tempo sono mantenuti esordire con i cantatori in mano, sono iniziati a su palco e inguni due è tutta una storia, poi noi non abbiamo mai fatto un muttetto con Ma tu cantatori. hai cominciato subito con Raffaele Urru, con Peppuccioloni, con Pensa Antonio che Magia, io ho Enea organizzato Danese. e neadanese, con Enea Danese ho fatto parecchi anni, primi anni, andammo a giro un meta con isso. Ma tu devi pensare che quando io ho organizzato questa cantata dell'esordio, questa cantata dell'esordio via sul mese di gennaio, trassato sa di esordio che via su 30 de gennaio, dove azienda su palco e ci via mulleri mia che via pronta a partorire, che via da nasce sa di e tutto, via nasce su un crasi, via nasce a Villa Mia, San Manna. Ma prima di fare questo esordio, io ho organizzato una cena, 2 di prima, poi mi vai a conoscere i cantatori in mano. Soprattutto in questo tempo non è che uno decidesse di cantare e si era su palco, in questo tempo ti devi piantare sul terzo grado, prima devi passare in una griglia strinta. E abbiamo fatto questa cena e ci pianta cantatori, ci pianta, mi ricordo, Salvatore Magia, Raffaele Urru, e altri cantatori, tra i scali cantatori quarteto pure, ci via Billy Curru, che era un grande cantatore di quarto, ma non gli ha fatto carriera con i manos. E mi ricordo che devo fare un mutetto con Issus. E sa buona nemmeno ora mi hanno su mutetto dallo causa su palco, devo iniziando non lo comprendiamo, ma posti con i anni sa può comprendere che su mutetto è una cosa talmente importante questo cantatore che ci duchettai aici in loca cena non fiera una cosa bella. E dunque io ho deciso di cantare a versus. Poi se esordio con i cantatori si era stato bello, ma ricordo che ci era Salvatore Magia via un uomini dei caratteri. Poi commenti tra tanta giovane sono santo. Sabonani mi ha detto via Eliur, via la sezia su costa mio, tutto sa cena. E io mi scruculiata, circa la decomprendita, e t'avessi ciò che dovessi, che avevamo ciò che montato, che avessimo ciò che umili, che avessi uno studiato, ignoranti, insomma, io via pigliando questa bilancia pesante in me. Certo. Tanti faccio la radiografia, La radiografia. E quando avevamo pronto a fare avversare, mi ricordo che aveva sistemando su chitarrista che via Sabonani Megino Benossa, su questa chitarra, poi dopo in mano era che e si può accompagnare a tutti i cantatori, si vende a rolli a girare a mesa. E dunque a un certo punto Benossa via sezia su costato mio e magia di naragino spostati i poni di noi. Stesi in cielo di accanto a onde venuto. Deo ingenuamente pensiamo che dovessi rispostendi pensando che non strobessi da me. E dopo no, signor Magia, a me non mi stroba. Si gira, tu i CTD che ancora non sei in età di cominciare a questione. Questo era esordio con i cantatori in mano. E mi ricordo che Sabonani Mezzuvielli, Raffaele Urru, che era intervenuto e di hanno o Salvatore, dai, ponai, insomma, non è su caso, però i sunguni si cominciando a assegnare sul territorio, cioè lui deppi cominciare a camminare in questa maniera. E questo argomento di ha cominciato proprio Mezzuvielli. No testa su mandarino ci dio papà all'ultima ora. No testa su mandarino con una pranta de voni a dimora de più fai il logo in su giardino. Sa pranta vemu deo e mi ricordo dopo uno scanto giro su e mi cominciato a pigliare coraggio e mi nao provai da esponna ai quattro bento su cobili che gusta resisti già. Sa buona Mezzuvielli vi era subito a postisi da me e mi ha improvvisato su verso. Hanno canta o vani canta de fronte a Piero Lusso, canta o vani canta invece affina chi su drun che grusso tipo neus uno ce le vuole a canta. Bellissimo. Bellissimo.
Pustis e Dresau, Deo sanno e tutto, e mu esordiu in palco, con Issus, e Pustis e Dresau che abbiamo cantando un altro argomento del giardino, e si abbiamo ricordato di questa cosa, e abbiamo cantando, quando ceremoni che urri a sta posto, devi essere accanto a se che a cappius. E su mi ha risposto con diplomazia, mi ha detto, e che se succede di questo, già sei opregiato, ma ti pongo altro tu friscus, no? E dunque, insomma, un esordio difficile, ma come ti hai detto prima, non è che tu sconcao, giovane, dunque ai queste si poteva fare tutto canto. Prima di vai bere uno filmao, proprio che ti porta da a Goa con suo tempo, su questa Deo ma voglio fare bere, fai intendi, uno dei esordi televisivi, cosa tua, con Enea Danese. Ma da pratica tu hai questionato a Nao che tu sei cresciuto un nonno in questo salone che via de Babudù ha un disegno questo arredo a me che non mi pago di questo luogo perché è troppo bello come ti sei concordato. Ma questo è un salone che Babbo ha aperto su 1958, su 4 di Doni Santi. E sanno passato e ha festato i 60 anni di questa attività. E in questo salone, Babbo non era sempre che aveva fortunato, perché in questo salone vi è sul magazzino della carrozza mortuaria. E dunque, è poi questa cosa. E poi su merito di questo edificio, che c'è stato Domo Campidanese al dia dei noi, fia da su chi trasportava a moto su. Si interra a moto. Con una delle prime macchine che ci viene a noi in questa provincia di Castello. Devo magattare quando abbiamo ristrutturato il salone, magattare una bottiglia, entro su questa bottiglia, lui via da una contravvenzione con suo numero di essa targa, e essa targa via da a 5 numeri, a 4 numeri, insomma via da, sta via da 7.000, che è anche una cosa di aici. E dunque sapo babbo questo via da un segnale importante, un segnale buono che noi ci vesi questa macchina desinterra morto. E infatti però questo segnale è stato buono, questa. Babudù ha imparato questo traballo a tu e ha continuato, tu e a figlio tu e dunque si è continuando questa tradizione. E Babbo ha imparato su Babbo, anche invece di Babbo noi hanno sul vetti che hanno molto su Babbo, però a iaio mio via braveri, sfrari de Babbo via braveri, e dunque sa nareso che figlio mio è la quarta generazione. A quarta generazione. Io tornavo a portare a luci come tempos antichi e io tornavo a gattare una di queste poltrone che c'è in noi in fotografia pure, e una di queste poltrone che via da siciliana, dei frati scuderi. Ma questa è un disezionnoso? No? Questa è un disezionnoso con le poltrone del 1920 originali. Infatti funti tra le prime poltrone che a quest'ora diventa moderna. Ma la prima poltrona che ho recuperato, ho tornato a comprare, pagando da salire a pure, perché noi quando abbiamo modernizzato i saloni, negli anni 90, noi ho pensato a questo patrimonio e da se ho regalato. Poi tornare a recuperare alcune di queste poltrone se più spendi meda, di no? in meda. Dunque devo contare ai spettatori nostri, poi Antonio, siccome questa trasmissione si serie artistas, a topia dei artistas è un solo, ma questa poteva non è che sia domo cosa tua, perché noi ci passa meno tempo, su ogni dì tutta sa gira, a parte sull'unisi, i braveri, si può tradizione, non sempre serrato sull'unisi. Ne reso che a 57 anni che tengo, più della metà tu sapeva sempre di noi. È stato a mettere ancora in spalcus. No, vabbè, per Ricci no, per Ricci grave, se no, quella di mia si viaggia al buio. Però tu hai fatto 1600 gare, non è possibile, una cosa... insomma, che anche una cosa di ho fatta più che tutto in tempo, a un di sta cantata via da... fiat importanti di adesso. Ecco, questa cosa di Portumano di scantata da bollo intendi bene. Prima però ma voglio fare bene, perché è un documento filmato di adesso troppo bello che è oppicato su patrimonio di Videolina e se sordi cosa tua. Mi pare che sia su 1983, dunque forse da registrare prima pure di quest'anno. Questa abbiamo registrata a Serrendi Sanno del 82. Ed è un guni se teniamo già
nareso un anno de palco, deu abbiamo fatto l'esordio a gennaio, l'esordio nareso tra i professionisti, dopo 2 mesi, posti 2 mesi, mi hanno a cantare una festa a Villa Speziosa, posando Blattano, e dengunisi in sa stagione, in tutti questi stadi, abbiamo fatto 22 cantate. 22 cantate in palco, per uso che l'incuna fatta in luogo del locale, in luogo del domo. E dunque in Gunesi danese mi ha convidato a cantare con il suo videolina e abbiamo cantato un mottetto per uno e poi a cominciare un verso e abbiamo improvvisato alcuni 3 o 4 giri, ma in duso ahí ci faccia pari proprio improvvisato come che avessimo un su palco. E Massimo Pinna, e mo che monta questa trasmissione, si dà da fai B. E intendi? Dei 100 anni senza guerra, Carlo VII via sul re, dei 100 anni senza guerra. Dei 100 anni senza guerra, adesso beccio ma si guardo grei, prendo di stima vostra propria terra. Torniamo su a cominciare con questa a ragionare con Antoni Pani e ho visto questo documento bello del 73 quando ci via danzando su Giovanni Verria che ha presentato questa trasmissione, Gianni Medda, Sabonanima, i 78 dei ideatori di questa trasmissione, Deo si è arrivato poi in 76, dunque non ferma ancora in questo mondo quando lui esordiva in televisione. Ma un'altra cosa, prima devo accennare che mi ha da pracisciti come testimoni sul mondo dei scantata, voi lui andavo che faceva sta 22 serate scetti in palco, ma in tempo di una stagione e tutto, ma dunque prima su canto sardo, su poesia, su canto dei sei, via di adero, su appuntamento tradizionale in ogni piazza e non scetti non in Campidano, ma in mera luogo su de Sardegna, non gli astri, in su Sulcis, in Solistanese e tutto canto. Come intendo su questo mondo cosa tua? Beh, 22 gare sono approvate a Sanno dell'esordio. A me mi è capitato di fare 55 cantate in questa stagione. Mi è capitato sul mese di agosto di fare 23, di fare 17, tutto ogni notte cantando. Certo che si è fatto 1600. Vabbè, un punto passato su già i 40 anni. 40 anni. E dunque questa cosa è cambiato tutto, è cambiato sul mondo, è cambiata la gente che ascolta, è cambiato sui cantatori. E questa cantata pensa che a quest'ora via a su espro dessa festa, una festa comincia con i cantatori. E su comità sobreria andata a regolli 8-10 mesi prima di cominciare questa festa, andare a regolli in Sabida e sa gente ponia su di noi, poi fai questa festa. Organizzare una festa non via come te oggi è impossibile organizzare una festa. Poi ci punti progetto ingegneristico su palco, possa prazza, tutte queste cose burocratiche che devi cantare tutto su di noi che si regolli. Certo. A quest'ora sta cantata via da importanti, via da avettata da gente che andava ad ascoltare, i cantatori quando arrivano a Sabida fianta a Culius in Sammello Manera, a Pacuto Pippius che venivano a mi conosci, a si conosci, insomma tutto, ma pensa che ancora prima i cantatori che andavano arrivando a questa stazione di Sabida, sobreria andata con su Calessi a pigliare i cantatori, si spottare come sobreri. E dunque i cantatori tenevano un ruolo sociale importante.
fianta cussus che in confronto a su popolo che ascoltava tenianta un paghetto di cultura in pruso e dunque è diventata un'enciclopedia, eppure questa cultura dei cantatori di 80 anni fa, di 70 anni fa, via da una cultura quasi ecclesiastica, una cultura religiosa, merasa. Io mi ricordo che buon me un ruminata che su maestro su, che via da chi non lodi, che fia bellissima la sterrina, via un genio in sterrina, isso tenia un dizionario enciclopedico che si era su Melzi e studiava angunis e di da regalare a sa buonanima de urro questo vocabolario. Sa buonanima Giovanni Broi di regalare uno a me, che via un dizionario enciclopedico, e tenia da un tipo di cultura nozionistica. Dunque, a me sa buonanima Broi mi raccontava andare a cantare, e quando andava a cantare si studiava una parecchia personaggi su i data del suo nascimento, sa motti, su che ha fatto, e fiera si sterrina la sopa dei gusti. Con il suo tempo si è cambiato questa cultura di chi nascutela. Poi a bella questa cultura e cresce dei ascoltatori. I anziani appassionati a uno funti molto su poeta salè del suo tempo si cussa e non c'è stato sul ricambio generazionale. Sul ricambio c'è stato a livello universitario, cioè noi siamo diventati dinosauri di studiare. Poeta che in Sunterisi funti molta sprazza, ti faccio un esempio, Castello, via da sa capitale della poesia, vienta 15 cantate a sanno, noi siamo andati a cantare prima del suo 90, faccio 88, e ho cantato in Sant'Umiali e ci vientano 10 persone ascoltando di sé, queste 10 persone non vientano manco di Castello. E dunque sa buona me sa di hanno picciocs. Poi appo comprendo che un mente moridi una brazza. E questa brazza via motta. Pustisi, ne punti motta a me la brazza dei cantatori. Poi poterono questa brazza storica in cui poteva Sant'Aleni e Santa Maria, Certo. che per tradizioni Sant'Aleni sa cantata su 10, Santa Maria su 6, a volte su 5, e sa cantata non voleva rinunzia, poeta che fa parte della cultura e della tradizione. Però ti posso cercare a remonare a su manco 20, 30 locus onde questa cantata non si fa più e non ci punti manco giovani che la comprendono questa cantata. E questa è questa cosa triste, poeta noi ho conosciuto la storia di questa cantata a partire da scienti di Raffaele Urro. Raffaele Urro via da scienti, su maestro su via Chicchino Lodi, su maestro di Chicchino Lodi via Ciccitu Varci, su maestro di Ciccitu Varci via da lì Murgia de Seui. E dunque se noi ci punti 100, 150 anni di storia, poi c'è il rischio che noi, e se vuoi vedere di Eliseo Vargio, di Antoni Vani, di Pasquale Sanna, Salvatore Melis, cantatori che comunque anticantavano in Gudus. C'è il rischio che oggi non si ha usufruito in condizioni di porre in mano dei sbenentisi questa ricchezza manna, Però puttana nascendo i giovani. Sì, però tu sei offendi me da poeta della Pubio de Vettotto, sono stato con tu in Sant'Adi, poi contai ai giovani su come è strutturata la poesia, che riesti quest'arte manna, sa difficoltà di accesti, dunque a fai comprendi l'importanza che tiene questa tradizione cosa nostra. Tu e tu organizzi convegni, partecipa a seminari, a trovare esigenti, giovani in scuola. Dunque, questo che si sfendi è meta prezioso per continuare questa tradizione, per appassionare i giovani, per far comprendere quali è questa qualità di poesia che noi teniamo come tradizione. Ma Casti Ottavio, devo da penso in una maniera che metas hanno punti di accordo, questa
sa cantata tradizionale è bella come ti esti. Però non si deve porre in conto che questa cosa non piace più ai giovani. E dunque se noi che dobbiamo salvare questa cantata, dobbiamo portare i giovani a ascoltare questa cantata, e da comprendi, e da apprezzare. Però poi fai questo, noi dobbiamo essere umili, dobbiamo comprendere che a prepotenzia su giovani da ascoltare non ti devo portare, non arriva. E dunque se dobbiamo fare in maniera di accostare andando in oso a che isus e ci chiede comprendi te che olenti po' di apprezzare su chi vede un nos. Devo questo esperimento dopo fatto questa se ho fatto di una considerazione. Io mi ricordo quando ci via Claudio Villa è stata un'icona di questa canzone italiana. Quando ha cominciato a invecchiare, sono andato in televisione e fia sempre che scendi sì, poi che pragianta cantanti che secondo lui sono fianta cantanti e isso si chiede canto per pago pragiata de brusu allunghiata questo do di petto essa gente da Rosciata de Brupur a Savini Claudio Villa sesti confondi le idee che da accabato a partecipare a trasmissioni tipo drive-in una dita pubblico una trasmissione che c'entrava in una ciccara io su vestito un vaghetto vestito da clown. Manco male che questa cosa mi se lo perdi, mi adesso dispiace troppo, una cosa lì. E dunque fia una cosa che non andava bene. Uno deve con i anni su cresciti, si adatta dai tempi, ma deve agguantare questa. Beh, però tu hai fatto un'operazione che hai nominato Tradinnovazione, che ha portato un vago questa esperienza cosa tua, poi tu hai suonato con un musicista, io mi ricordo quando hai fatto, ha collaborato sul gruppo Argia, De Balia, De Fronte, hai fatto poi nascere un gruppo Idras che è sardo a Sosprigo, no? E poi ha fatto questo progetto musicale con i NUR e ha fatto Tradinnovazione. È una cosa unica, poi questa cosa mi pare, io da Pubia in Piazza su Cramo, dopo ascoltare alcuni, ha partecipato su spettacolo che hai fatto, anzi io sono tanti in Pago Pago, questo che hai fatto in suo progetto de Saviera de Castello con questa rassegna de World Music e dunque questa cosa mi pare che sia uno strumento che potessi utilizzare o può cominciare ad accostare Pago Pago giovane. Funziona, e abbiamo arrivato in Gunesi, in su 99 abbiamo fatto questo esperimento, abbiamo registrato i goccius dedicati a vita mia, a quarto, e abbiamo fatto questo macchiori che lo registrare cambiando un accordo e lo abbiamo cantato accompagnato da una tastiera elettronica. E abbiamo fatto questa cassetta dove ci abbiamo posto un pacchetto tradizionale e questa cosa moderna, e beh, devono di nuovo canto questa cosa sia andata, andoni a vita ci via da questa cassetta che girava e dunque se mi abbiamo reso conto che noi dobbiamo brummicciare come ti fanno i pescatori. Tu quando li pescare, ghetta sono qualche de mangimi a sacco, quando arriva su pesci e pustisi, ghetta sa lenza, unzamo e piscasa. Dunque se vuoi arrivare a apprezzare questa cantata che è questa che si sta d'accordo, noi dobbiamo prima arrivare a Isus. E dobbiamo arrivare a Isus con una musica che è storica praciata. Ecco che su progetto Tradinnovazione con il NUR che noi portiamo su in piazza pracita a sta gente. C'è un pubblico diverso dei che hanno andato ad ascoltare i cantatori. È un pubblico di famiglia, dove ci sono i mariti che hanno andato con i mulleri, con i spippius, che ascoltano e avarrano finché si è accabata, finché a quando devo fare queste improvvisazioni. È una cosa troppo bella questa presentazione. Allora, questa improvvisazione è la parte più importante del suo concerto che vedo. Questa è una cosa che, a parte che mi stai d'accordo, questa è un domo mia, ma è una cosa che apprezza di più la gente. In cui tu non prepara nulla, non stai cantando una canzone, canta su chi bisi, a volte questo argomento di dona su pubblico,
a portas a brullu a suba dei musicanti. E dunque questa funti componimento su tradizionali, dove c'è posto su multetto pure cantavo accompagnato di tutti i musicanti. Può dimostrare che su multetto è un componimento che si adatta ad ogni contesto, che è fuori del suo tradizionale pure accompagnato a basso e contra. Poi è un componimento unico in suo mondo, non su dove più comprendi che di questa ricchezza non c'è nemmeno in suo mondo. Però quando comprendi, tocca a fare in maniera che questa cosa uno da biada, da conoscere e poi da conoscere non basta più su sforzo del suo cantatore. Ci vuole altra cosa. Devi traballare le istituzioni pure per portare innanzi questa ricchezza che non deve essere una reliquia. È ancora via questa cantata, non è morta. Certo. Sapete una cosa, ascoltavo su Pago Pago questo progetto che ha fatto con il NUR, piegavo su questa registrazione di Verase su Grammo, che sta cantando con Sant'Effisi, e su 30 mi pare che è uno scanto anno Saoi, e da ascoltavo su un pari, poi tornavo su noi in questo bello salone a regionale Pago Pago con Antonio Pago. Polenta con mazzamurro e su frange e sa poporesa, su famiglia schiscionera, passi lendi in pizzessa a mesa, de pinus in occinde, tua stassa sa de bricioli, spuida e sa bucciacca, te si affina de s'arrangioli. Pari per una sudinai, non da garanti di s'allegria, anzi sa porta sancetenai, che porta fino a smalinconia. C'è su chi gira a me sul mondo, sempre in cerca di sa fortuna, e su chi tiene sul mondo in domo, e gli da buoni fino a sa luna. Sa fortuna ti tocca, sa porta, sbufai d'una sola porta, o per tornare bene, e non ti incianti del domo mia, sa fortuna ti passa d'atteso, a tutto gusto, non ti tonga peso, come tagliai, costume d'annai, non ti pighi sfeli, caccia da s'arrangiai. Sa favoresa non è brigungia e ti domanda da pazienza, da forsi se più brigungia si ci perdi in sa surienzia, che non su popolo che ta grida sa voci lompi fino a sa teso, ma non su gente de questa vita i cussori che non ci intendevo. Stiendi beni, do tu pensanta su dinai, sa mirate sta su ricco con sa brame da sindillai, sa differenza è stinza vita un di su ricco beni connotto, ma quando mori di su ne satru non mettere terra pariscia tutto, sa fortuna ti tocca sa porta, stufai d'una sola porta, o per tornare bene, e non ti incianti del domo mia, sa fortuna ti passa d'atteso, a tutto gusto non ti tonga peso, come tagliai, costume d'annai, non ti pighi sfeli, caccia da s'arrangiai.
questa è una bella idea che ha Antoni Vanni da contare, come ha cominciato e tutto canto. Ma tu hai cominciato una registrazione di una cascetta, ma tu hai registrato meras poi de brano, de cose. Deu mi avevamo comprato una telecamera nel 1986 e questa telecamera costava una barchettina quest'ora, pensa che abbiamo pagato 3 milioni e 800 mila franchi e quest'ora via da dinare e con questa telecamera devo appunto registrare varie scantate. Le scantate che ci sono in un pacchetto in internet funti registrare in questa data funti registrare da match in testi calincuna bella e di tengo altre sandomo che funti ineditas e da stengo garas onde ci funti cantare con Marcello Matta menasa con Silvieli Urru ma a quest'ora non fia manco una cosa che si poteva fare con tranquillità di registrare, tutta deppia stata domandare su vari cantatori si poteva stare a registrare e questi cantatori se non fianta meda disposto si va in Però televisione. tu invece registrazioni a cascita ti ha fatto diverse mi pare, no? Ha fatto un disco su CD e disco, cascita, cascita, ha fatto una cascita sa prima che è su Scrigna Campitano, sì. Pusti ha fatto una cascita con suo collega Emanuele Sava, a un disco a difendere su Sulci, si deve per difendere su Campitano e Pusti ha fatto uno scanto disco, un'argia, uno con Bidu e su mio, su primo disco cosa mia e Pusti ha fatto uno disco con Idras, un disco che si innamoriva, c'è un paio di canzoni e l'ultimo disco che per me è stato più importante è su Rimas, fatto con il Nur. Tu hai collaborato con meri artisti, Nau Balie Frongia, con il suo gruppo Argia, Davide Van des Fros, con Issu teni una bella relata, desintendesi, e collabora mera. E poi lui ha fatto un'altra cosa in Portumanno, ha partecipato, ha rappresentato la poesia di improvvisazione, questa tradizione orale della Sardegna, del suo Campidano, del suo canto de sei, in questo attovi che è soprattutto importante forse del suo mondo, nel paese basco, in suo campionato che si fa di ogni 4 anni, e in cui tu hai partecipato e ha portato questa tradizione cosa nostra, già è mera. Sì, mi è capitato di andare un anno e mubi un altro mondo. E in cui si sa cantata e gli improvvisatori si funti come te quando viene a noi è tempo che lo apprezziamo a me da Bruso di oggi e in cui si è tornata a partire questa cosa, perché in cui pure via a scarescimento è tornata a partire perché con si importa che viene donata l'identità di un popolo è chiaro che questa poesia pure, questa tradizione che è alliongiata all'identità diventa da importo. Ti vedo un esempio, non sei un nessuno, che questa Sardegna fosse una nazione, non essere cantatori nazionali, se no Certo. è una cosa che pare di presuntuosa, però questa espressione del suo popolo è rappresentata prosudito dei cantatori. Poi che i cantatori funti questo che anti permette pure di arrivare a tempo nostro questo sfuello che senza dei cantatori si già è morto. E funti sfuello che impara su popolo, non funti sfuello che benenti dell'alta aristocrazia. Pensa tu che i dicius che vianta meras nasciant dei cantatori o dei pastori o dei messaius, vianta questo che vianta in grado di a regolare la società intera, viene sul mondo più scipio.
e partienta de su popolo, a volte dei analfabetas. E dunque chi si vuole di portare innanzi un discorso identitario, linguistico, questa lingua e via viene sacando da voi del suo popolo. I cantatori si devono seguire sa missione in soro. Chi muore i cantatori penso che è bello, ma no, c'è altra cosa pure, che punta a capire la sua lingua. E poi si muore di un popolo. Ti faccio questo esempio del ballo, Ottavio. Su ballo che oggi io in piazza e dunque sai costume su Montebello, ma una volta si badava in piazza, i suonatori della moneta si ponevano in mezzo piazza e si via s'arroglio. E non è che badessi in costume, Certo. ma andando a vestire normale. Dunque ci via questa cultura del ballo. Oggi questa cosa è stata folclorizzata. Noi quando convidiamo un gruppo a badai, se uso a ricordare come fiada o come vemos un suo passato. Sa cantata non deve diventare aici. Sa cantata è ancora via, è su un frendi e arriscando de morri. Però è ancora via. Ti posso dire, Antonio, che Dio si è pregiato me, da poi in mera biddas, ma meras, un ti torrendo a cominciare a fare ballo su un prazzo, esibisci, ti cominci a dipinti i vestiti, e il gruppo folcloristico che oggi hanno in giro a fare a partecipare a feste, pure che hanno funti convitati a ballare in su palco, partecipa a poi dentro questa passione umana. Il gruppo folcloristico che ballano in palco, però hanno dentro un ruolo di aderuso di importumano, poi ci sono stati anni in cui su ballo di aderuso non si ballava più su un prazzo, e essi fortunatamente invece si hanno ballato in palco, si hanno quanta questa tradizione. In modo si sta torrendo, hanno traballato bene, si sta torrendo a ballare in prazza, e punti in mezzo a prazza che hanno ci punti. Dunque, questo è un passaggio che spero che sa poesia dell'improvvisazione. Capita quando vedo il suo concerto, si domandai, si preguntare un ballo e balla sa gente. E balla sa gente, questa è una cosa di adero bella, devo fare a risero proprio in Gadoni, ci viene sul rituale dei sfraccheras, e ci viene un zonatore de organitto, e sa gente ballata in prazza normalmente, come si ballare una volta. E questa è una cosa di adero bella, importante, che io sto gente torrendi alimentari. Una cosa che hai fatto tu, poi vai conosci questa tradizione, non scetti in su palco, ma scamenti come t'annavo tu, con le registrazioni, ma con le pubblicazioni editoriali. Tu hai partecipato ed è un a tanti convegni, conferenze, collabora con l'Università di Castello, con la facoltà di etnomusicologia, ma ha collaborato pure a scrivere un libro, sa cantata, dove si questiona proprio di questo tema. Feci un'anteprima, che se non vuoi italiano, devo accabendo un traballo, una vaina qualche autobiografica. E ho scritto, sì, ho collaborato, un po' scrivere anche una cosa. Poi Ottavio, questa cosa che a me interessa di Brusu è a far comprendere la bellezza di questo mutetto. Su mutetto è un capolavoro letterario, cioè non è scetti di improvvisazione. Pensa che questa cosa è arrivata ai mani nostre comunque che non nasce di Aici, su mutetto non nasce di Aici, ma è una reso tutto un percorso che ha fatto per attendere sicuramente da una struttura semplice, non sciuso quando nasce questa poesia di improvvisazione. Poi non tenevo un capo, non tenevo datas, però potevo tenere altre cose, tenevo il bronzetto nuragico che vunti un esempio di arte figurativa antica, tenevo su nuragi, tenevo il launeddas a rappresentare del bronzetto, e dunque potevo che in questo tempo che ci via su sono, ci via su cantai pure. Certo. E noi sommi di una reso tenere scanto del suo nascimento a San Motti, del San Nino a San Tittido, e a intro ci punti scanto su de traballo, su canta soppo, e ci punti scanto su de allegria, su trallallero. Su trallallero noi sono di tornavo a strantagiai, pusti si sa versata, a s'accabata dessa cantata,
non so che sono scanto gira tra l'allero se all'irga sta gente si spazia. Su tra l'allero che anche sempre considerato un canto a tra l'allera, un canto de dilettante, se no è aici. Su tra l'allero è su canto più difficile da realizzare, poi è un componimento, un trastico settenario, a un chi lui sbaglia, se ci pone una sillaba in più non può cantare, poi deve andare al ritmo, ta 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 ta, este su metro de su ve, de su tra l'allero. Su mutetto est frutto di una elaborazione a un Zeus arribau su attenni sa perfezione del suo componimento. E saneddu che alliongia da sa struttura semplice a sa struttura del suo mutetto. Est un verso che est storico. Sa genavara santa esterrenti sa gruci de su divino re. Sa genavara santa frorica anti a sta luci portendo a me accanto. Esterrenti sa gruci portendi accanto a me frorica anti a sta luci. De su divino re frorica anti a sta luci portendo accanto a me. Bisica se os andaus a imbussai no i due estremità se commenta in su verso, ma se os andaus a imbussai venne sa sterrina un ubei che esti a intrusu dessa covertanza, dess'anima. E su primo passo, poi tavusti se os andaus a imbussai tutto i spesi dessa covertanza e se os arribaus a su mutetto. Tu as annai poi se os arribaus a questo. Poi sa sfida dei antichi fu sempre gussa de dimostrare a Satru di tenere più dotti e più memoria, di ricordare più cose. Dunque, se chi tu arribasta con sa memoria a un metro, devo ti dimostro che arriva a 1,20 m, come il record dei 100 metri. No? E dunque, se uno canto prusu a rennescia da allungare questa questione, prusu o l'inaga tenia la capacità di memorizzare. Ma su mutetto, nareuso che tu fai a pei long, si può fare a 10 e 12 pure, però più pesi ci aggiungi, più pago già diventa su mutetto, poiché su mutetto non è sta metrica sillabica, ma è a metrica di accentazioni. E dunque se tu aumenta il numero dei accenti, non ti torna manca a cantare, diventa legge. Su mutetto è bello quando è saggiato. E i antichi addirittura narrano che sa grandezza dei suoi cantatori fie la rennesci ad in dus fuedus una cosa man a mano. O latta, che do latta, chi ne basa da spesi, l'ompi da mesuro, questa sa bellezza di questo verso, funti tre fuedus, a quest'ora ci pianta spesi che pianta ischi nareusu comandanta e isso via da uno che non si avasciata, non si incruata a su dominatori di turno. E dunque chi ne basa da spesi, l'ompi da mesuro, è una bellezza questo verso che è funti tre fuedus, non è che ci sia, non è un romanzo, non tocca da essere prolissus. Certo. Dunque, Sant'Antonio, questo è, insomma, è stato un quadro che ha fatto di questo che è successo, che sta succedendo, ma in questo mondo, no? Questa poesia, questa improvvisazione, ho cercato di arregionare, di pensare come si può traballare, poi vai comprendi sempre di pruso quest'arte manna. E su tempo benitori, Antoni Pani, di stare studiando. Tu hai andato che hai pubblicato una biografia e poi... Ma su tempo benitori, Antoni Pani è sticusso di una speranza. Sa speranza di solito accompagna a chi esti a Suberano de sedati. A me mi accompagna da 57 anni. Ollo che non brocia in mano nostra questa ricchezza. E dunque se arrivavo a su tempo, se come su mestieri mio pure, no? Se arriva a su tempo a un di ollo donai su chi Deo mi sono traballato, su chi mi sono sudato, su chi non mi ha donato nessuno, su cui Deo is cosa che ho appreso da sa furata, cioè su maestro mio che via Raffaele Urro non mi onara in un prato di oro su chi mi sa gattao. Raffaele Urro mi doveva sudare su chi Deo pusti queste esperienze a mia mi sa gattao. Tutta questa esperienza esti Deo paragono a una gascia onde uno getta da immunera sa intro, su questa gascia è fuori vundo.
e non prendi mai, uno si esperienza, devi sempre di imparare. E io poi spero di donare anche una cosa esatta, non mi posso permettere, Brusu, di fare 50 serate, a parte che non ci punti neanche, ma potrò su conto che non ho prima, che tutto è cambiato, ma su chi faccio lo fai chi venga da un importo culturale, non è su spettacolo, su concerto che faccio tra innovazioni pure, è una conferenza a spettacolo, dove devo andare a spiegare tutti i componimenti, su commenti funtinascius e commenti si adattano. Dunque è più su didattica questa cosa che a livello di spettacolo. E questa è la cosa che mi gratifica di più, poi su spettacolo non ti lascia nulla. Ma poi comprendi e apprezzai su spettacolo e su canto tocca da conosci. Quando tu spieghi a suo pubblico, i sei facendo, il suo pubblico si spanta. Devo a cominciare a apprezzare la poesia di tradizioni orali, la cantata a sa moda campidanese, non subito, ma quando tante ne mi pare sempre la propria cosa. Quando ho cominciato a comprendere sa difficoltà, sa complessità, e sarti manna s'abilità di toccare a tenni, poi te non sei buono, manca tu scrivi una cosa, figurativa di improvvisare in suo momento, è una cosa che è un dono umano, che uno denire e poi devi studiare, devi preparare, prima mera, prima terziare in suo palco e si classifica i poeta. Dunque è un'arte di adero, complicata, complessa, di comprendi. Se tu da spiegas a sa gente, comincia a pensare di adero se è una cosa di apprezzare, meda. E tu fai, se tu fai bene, sia da quando fai su concerto con Trad Innovazione, ma commenti pure quando fai conferenze e tutto canto. Dunque questo è da importante umano, questa gente che comincia a comprendere questa complessità, questa bellezza, questa ricchezza che tiene questa tradizione, insomma forse si torna a cominciare a accostare e ad ascoltare con più attenzione. Sicuramente, questa è una cosa che io divento sciappido pure quando mi pongo a questione di questa cosa, questa mi piace, no? Mi capita anche una volta quando bene di noi uno o si era clienti, anticamente si era burrucchiano. Ah, burrucchiano. Quando bene di uno cliente e mi pregunta che anche una cosa su moltetto, io brinto in un mondo celestiale, mi perdo vedendo di questa cosa, no? Poi che mi piace, poi quando gatto qualcuno che si interessa di questa cosa è su pregio mio, poi no, interessa di questa cosa, mo si la spiego bene. Certo. Poi così no, e pago questa gente che rioli intende vedendo di moltetto, so giovanello a me mi conoscono meda e mi apprezzano da giovanello poi che non posso cantare, ma poi che può fare altre cose. Ti faccio un esempio, questa canzone del Supappadori, che è una canzone che poi fa parte di un'enciclopedia pura, 11 punti, di questa satira campidanese scritta da Francesco Casula, e questa canzone del Supappadori, da posta in Facebook, e ci punti 120.000 visualizzazioni, sì. E Olinaga, questa cosa piace dai giovani pure, poi è una cosa facile da comprendere, se è questione di un brangio, se è questione di cose pappai, però manca questo che apprezza, non funta andare a comprendere come è fatta questa struttura di questa canzone a curvas, che c'è sul dodecasillabo, che c'è sul doppio scenario, che c'è sul rima meso, e dunque si accaba sempre con il suo proprio vuedo, con la sua propria rima. Questa è una cosa che invece è importante, poi tu da chi da comprendi puoi provare ad avere pure, no? ad scrivere una canzone a curva. Stava dire una cosa, Antonio, non poi userai questo attovio e domando a Massimo Pinna de Ponnica, io traballa in questa trasmissione con Montai Dotto, di cercare proprio questa canzone a curva del suo appadori e ci sarà oscuni gusto. Devo dare grazie a Antonio Pani potessi convidare noi con ospitalità
torno grazie a Marco Loi che sta facendo tutto questa produzione televisiva, le produzioni in Sardegna, adesso fa di riprese, la gestione, la regia, tutto canto, i luci, tutto questo che c'è, tu fai disso e devo dire torno grazie. E dopo si fa piacere, Domenico Chibeniti, e ho topiai un altro artista, poi conosci meglio su questo movimento musicale che sa terra nostra sta donando, si sta donando e sarà continuare a donare. E dunque si biuso in questa puntata che era bene in programmazione. Grazie a tutti e grazie a Antonio Vani. Grazie a Manna a vosaltros, può essere benvenuti a noi, a sa domo mia, dei sfainas. Credo che questa cosa andi in onda prima di acabare l'anno, dunque ne approfittavo su augurare a tutti una buona serrata del 2019 e sperando che sul 2020 che non sia da meglio su manco come te gusto, se ogni anno una rosaici, ma mi pare che è sempre vero. E dunque grazie a tu Ottavio, grazie a Marco e grazie a vosaltros che siete ascoltati. Questo tappo vita da tengo inquieta, minare a caseo, si che anda ingrassai, un addio satra mi pongo a dieta, ma in moisa mesa mi do l'ugosai. Hey! Mi do l'ugosai con sabrenti prena, mancai si furri da un palloni, tutta una fazzo, su frange sa scena, con mi strobai sa digestioni, sa colazioni, c'è da fazza a patti, tu litru stelati, con un arroso e un modizzoso, fatto tutta fittas, deci pasta frittas, poi non esagerai, hey! Esagerai te primo mangiano da tu galluego torrai sterri in mesa si biuga l'incuna cosa in sudiano mi dà da stupuru in soressa attesa non tengo pretesa non sei vizioso pago precungioso finendo malena e sa mesa prena chi duri non creu che ci penso Deo a da sbudiai, hey! Da sbudiai senza denni pressi fino a chi non atturi manco brus arrasto sa cosa te mari sa brus de agradessi e sempre con mensu te un antipasto sa gocciula da stu mi gusto i bucconis cozzas arrizzonis ostriche giarrettus calamariettus propuso e burrida tu cosa frida mi gallentai, hey! Mi gallentai vicine du fritto con sughi si pappa senza dimmi spina con sughi di fai mo fissa appetito prima te toccai triglia con carina e una cinquantina te cafudo spuro mi dusa mesturo con sollu piccante e una tanti te acedo un cicchetto e prusu non avetto ponci dus papai, hey!
mangi dus papai, tu dasta e pustisi vassendi, a su primo prato, a tomata fresca, su chile basta, con una coda de vani fatto, ma si mi indaccato, cance culigioni, pagu chistioni, spazzu con sagenti, con centro sammenti, solo in sarrescotto e vinciva pudotto, senza mi stentai. Hey! Vinci pudotto ma non sei contento con su serbatoio appena a metà di ma ecco finalmente non più su momento ed hasta essa vera di specialità mi sperro una nadi con un gorteddu metà de porceddu mi tu tengo pronto ma tenendi conto che in su schidoni c'è fino a San Gioni pronta da affittare yeah! C'è fino a San Gioni, ma busti sapezza, una scantulissa, saffoghe gravoni, 4-5 drilli a piscata s'arrezza, con 3 spiritus, un mungioni, si c'è gamberoni, dio luna variga, cottusa cardiga, con una girata e una vanata, prene fila trotta, si è benicotta, non da varrai. Hey! Si è benicotta, c'è mincia mollo, ma spacciata gussa, se russa vaina, uno scanto durci, satter uno bollo con 10 amaretto su una papassina, con una zozzina, belle paraffritto, sotto piricchetto, bene zuccorato, 5 candelao, su un fatto e cotto, 3 sossu del motto, con un pistocco. E a tocca un panettone, che turroni, 2 spartulettas, 3 sizzi pulettas, frittas e papadas, 2 o 3 cebadas, con su melinzuso, de gu e fustuso, uno bianchino e spaccia un subino, pandami croccai.